Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andrò a dire la mia rosa al fantacalcio. So che questo video andava fatto prima, però non avevo ancora aperto il canale YouTube. Tra l'altro in meno di un mese siamo riusciti ad arrivare a 28 iscritti, un grande traguardo, però mi raccomando, facciamo crescere il canale e fate girare il canale a tutti, arrivando a 30 iscritti. Vabbè, ritorniamo al fantacalcio. Allora, abbiamo fatto un Fanta 10 a 10 giocatori a 1200 crediti e aspettatevi diverse sorprese in questa veloce. Ehm, allora, partiamo dai portieri. Allora, come primo portiere ho preso Di Gregorio a 60. Poi ho preso Falcone a 6 e Israele a 1. Diciamo ho voluto fare dei portieri tutti titolari che magari se mi si infortuna di Gregorio che di solito non metto sempre titolare oppure metto un Falcone, se mi si infortuna pure Falcone metto un Israele che sta sorprendendo in questo campionato, devo dire. Poi come difensore centrale ho preso Acerbi a 1 perché non era uno dei pochi top che era rimasto a difesa. Beukem a 10, Gutierrez scusate, a 10, pure lui, Ian a 50, Luberto a 1, Marianuccia a 1 e Zappacosta a 7 e Zortea a 50. La sua Zortea lo potevo pagare molto di meno. Vabbè, passiamo ai centrocampisti. Allora, partiamo col botto. Ehm, 599 crediti fantamilioni, anzi, Kevin De Bruyne potevo prendere a di meno, però McTominay e Kevin De Bruyne sono sempre i miei pupilli da quando sono arrivato in Italia. McTominay mi ricordo l'anno scorso, la stagione scorsa lo prendevo sempre, lo mettevo sempre titolare perché sapevo che era uno dei pochi che non si infortunava mai, anzi è stato solo infortunato un giorno, una giornata, mi faceva esaltare quell'anno, mamma mia, bellissimo anno. Tra l'altro grazie a lui ho vinto tutti i fantacalci che ho fatto, calcolate che 12 gol li ho fatti solo grazie a lui in pratica. Vabbè, Follow Show, visto ora partiamo un po' con quelli là a basso prezzo, che è di centrocampisti, perché poi vi aspetto con McTominay. Allora, Follow Show, Gaetano a 8, poi ho preso Odgard a 0, Mkhitaryan a 0 e Zaniolo a 0. Poi ho preso Cone a 2, vi ho detto a 0 perché dovevo risparmiare per McTominay, infatti mo che sentirete. Allora, McTominay 500. No, 28 crediti. Sono arrivato agli attaccanti con tipo 89 crediti. Ho speso tutti i crediti, quasi tutti i crediti per De Bruyne e McTominay. Infatti, quando mi dicevano Holiund, Lautaro, ho detto, "Ah, io non posso, vi dico io i nomi. Di quello, ditemi voi quello che non volete. E sono uscito dal fantacalcio con un buon attacco, anche con 3 top, devo dire. Sono molto contento dell'attacco che ho fatto. Allora, ho preso De Ketelare a 10, quindi mi sono rimasti 79 crediti. Ehm, Poi ho preso Kristovic,
Morata e Pinamonti a 1. Quindi mi sono rimasti per gli ultimi due attaccanti 70, circa 76 crediti. Openda l'ho presa a 20 e Turam l'ho presa a 4 e quindi in totale sono rimasto con un 52 crediti. Infatti là un altro giocatore, altri giocatori sono rimasti pure loro inguaiati, altri con 10 crediti e altri con 0 crediti, tipo 2 a 0 crediti, 3 a 20 crediti, che tra l'altro che quelli là, che uno che è rimasto con 0 crediti ha preso Oliund a 736 crediti, un po' esagerato, però poteva fare un 500, però vabbè. Mi sono dimenticato di dirvi che la mia rosa è il mio fantacalcio è col modificatore di difesa. Ho fatto un po' di modificatore, però non sono riuscito a prendere giocatori adatti per il modificatore. Però sono molto contento da quello che ho fatto. Potevo fare un po' di meglio al reparto difensivo, però ho detto dovevo un po' risparmiare per il centrocampo. Vabbè ragazzi, grazie a tutti per la visione, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e dobbiamo arrivare ai 30 iscritti, mi raccomando. E commentate tutti facendomi sapere che ne pensate della mia rosa al Fantacalcio. Ciao!